gatto normale non lo posso avere. Pepe. E tu guardi e non fai niente? Pizza pronta! Si vede che sono abbronzata. Mamma mia che scura che sono. Comunque, dopo devo asciugare i capelli, ma tanto sto asciugando da soli. Pizza fatta anche questa sera. Ta-da! Guarda come fossi scema. Madonna che caldo. Oh, belle queste pecore. Sono qua che a momenti stanno in silenzio totale e poi a un certo punto partono tutte belle. Che belle che sono. Panna, sono belle le pecore, vero? Quante sono belle? Tanto, vero? Sì. Buongiorno da quelli della montagna. Allora, sono qui dai miei perché sono venuta a controllare i gatti, a dare la pappa, a sistemare. E a sistemare un bel niente perché ho dato la pappa. E niente, si sono già sparpagliati in giro, quindi sono già spariti quasi tutti. Gastone si è offeso perché non l'ho fatto entrare in casa, ma oggi non può. E qui ho Piso. No, si è alzato Alfa. Pensavo rimanesse su a dormire, invece si è alzato. Se è lassù so che è lassù e non si muove. Se viene giù magari va in giro e sparisce di nuovo, che ultimamente sparisce spesso. E Alfa? Sì, miau. Bello, bello, bello Alfio. Allora, Silvano, dimmi Alfa, vieni su, vieni su. Dai, su, su. Bravo Alfa. Vieni Alfio. Oh, bello Alfa. Oh sì. Bello. E ti piace il telefono, Alfio? Come a tuo fratello Pepe? Sì. Ecco. Il tempo oggi non è dei migliori perché è tutto nuvolosissimo. Se prima c'era un velo di sole, adesso è tutto così, tutto nuvoloso. E io ho steso, ma mi sa che la roba non si asciugherà mai. E allora, sono qui a farvi il weekly e lo sto iniziando, cioè l'ho iniziato già ieri facendovi vedere le pecore. Ho finito l'altro facendovi vedere le pecore, quei due giocano, e l'ho iniziato ieri. Intanto guardate questi due qua, Dash e Fufi. E niente, perché lo dovrò finire prima, lo dovrò stoppare prima e caricare prima sul canale. E quindi per mie cose personali, insomma, che poi scoprirete, niente di che, comunque lo caricherò prima questa volta e quindi l'ho iniziato prima ovviamente. Ieri sera sono stata a fare una passeggiata con la mia amica che partirà già oggi, quindi ci siamo viste proprio un'ora e mezza ieri sera, abbiamo passeggiato e abbiamo fatto tutto il giro del paese, siamo andate quasi fino al paese prima di questo e poi siamo tornate a casa perché era praticamente quasi buio e non c'è illuminazione in quel tratto di passeggiata e quindi siamo tornate prima che facesse totalmente buio.
parte che avevo il telefono in caso. E sono stata così bene a passeggiare, a chiacchierare così, mi mancava, purtroppo lei non viene spesso a casa perché comunque sta studiando restauro e quindi è sempre a Venezia, e tra Padova e Venezia insomma, e quindi non viene quasi mai su, e anche quest'estate verrà su forse un mese, cioè. Adesso sto ancora un po' qua con i gatti, li controllo un attimo, controllo la situation e poi vado giù a casa. Franz l'ho lasciato che dormiva ancora, forse i gatti l'avranno svegliato perché aveva la porta chiusa del tutto, e quindi i gatti, se vedono una porta chiusa, iniziano a dare fastidio. Buongiorno, lunedì, sono pronta per andare via di casa, devo portarmi dietro. Cioè, oggi devo andare teoricamente a Cortina, in banca, perché la sede è lì, però voglio prima passare qui in paese a vedere se possono fare qua senza andare fino a Cortina. E poi vado a prendere la macchina di Franz perché con la pioggia preferisco muovermi con la sua, che è molto più sicura rispetto alla mia. Anche se la mia, le gomme non sono così consumate da doverle cambiare, però non tengono il bagnato. È veramente problematica la cosa, quindi uso sempre la sua. E ho cambiato smalto ieri sera, ho messo questo qui. Se vi chiedete di che marca è della Avon, sempre questo, è vecchio di anni e va ancora benissimo. Cioè, c'è un raggio di sole, è iniziato a piovere e le pecore le hanno trasferite sui prati di sopra e basta. E quindi i gatti non hanno più pecore da guardare e sono un po' tristi. Però hanno mangiato bene il prato. Guardate dove sono passate le pecore, la differenza con il prato non tagliato. I toserba naturali, le pecore. Eccomi, ho fatto un po' di spesa Eurospin e ho speso sui 36 euro qualcosa, e mi sono attenuta più o meno alla lista della spesa. Ho preso... lo Scottex alla fine non ho preso. Ecco cosa mancava, vabbè dai. È quasi mezzogiorno, sono arrivata a casa e adesso vi registro il video spesa. Sì, perché oggi, non so se è oggi, uscirà il video spesa del Lidl, piccolino, un mini video spesa, l'avrete già visto ovviamente. E adesso vi registro quello Eurospin. Non ho cercato quello che mi avete consigliato perché sono andata, cioè ho comprato solo quello, vi ho detto, solo quello che avevo scritto sulla lista, per non andare a spendere ulteriori soldi. E quindi perché vi ho detto è un mese parecchio dispendioso questo, tra bollette, affitto e rate varie, e quindi è meglio non andare a spendere troppo. E c'è anche il mare questo mese, quindi fortuna che lì avevo già pagato una buona parte perché altrimenti sarebbe stato un casino. Allora, comunque però vi registro il video spesa, il pranzo ce l'ho già pronto. Se sapevo che sarebbe uscito tutto questo caldo, visto che avevano previsto pioggia a pomeriggio, mi sarei vestita un po' leggera o avrei portato un cambio. In realtà sono entrata in macchina, c'erano 32 gradi di fuori e non ne posso più veramente, sono tutta grondante. Solo che adesso devo entrare nel Lidl, quindi mi tocca prendermi anche la giacca perché io ho sempre freddo nei negozi. E vabbè, niente, quindi ho cambiato il filo, mi ha messo quello più grosso e a luglio metterò l'apparecchio anche sotto. Sì. E ho cambiato gli elastici, volevo quelli azzurri, non ne aveva più, li aveva finiti. Vanno molto di moda ultimamente e niente, quindi ho messo quelli viola e basta, insomma. Quindi
il 3 luglio ho il controllo di questo e poi l'appuntamento dopo metterò quello sotto, quindi mamma mia, il doppio del lavoro a lavarli, però insomma alla fine va sempre tutto bene, la pulizia va benissimo e quindi la mia preoccupazione più grossa è proprio la pulizia, visto che ho già delle carie, è la preoccupazione più grossa insomma, però va tutto bene. Scendo dalla macchina perché sto morendo di caldo. Oh che arietta, cioè si vede che ho caldo e niente, quindi boh, basta, questo è tutto, quindi tra un mese ho il controllo, sono contenta. Basta, vado nel Lidl a rinfrescarmi un attimino e a comprare qualcosa, niente di che, ma devo comprare qualcosina. Buongiorno, qua è tutto sporco. Ah, qua ci vanno i gatti, hanno rovinato, c'è Pippo che va qui dove c'è la TV e ha rovinato tutto il comò. C'era l'unico mobile rimasto intero, integro, senza graffi. Adesso è pieno anche questo e non ho capito perché deve venire qua sopra. Non ho capito. Comunque, dunque, oggi è mercoledì. Mercoledì oggi. Ieri non ho registrato. Ieri è stata una giornata un po' triste, un po' così. E quindi ho detto no, non registro. E ieri è stato brutto tempo, oggi invece c'è il sole, è tornato il sole, dopo andrò a prendere un po' di sole e devo anche portare le carte al tipo dei sindacati. Vi faccio vedere che cosa ho comprato l'altro giorno a Piazza Italia. Ho preso due paia di pantaloncini. Questi pantaloncini ho preso la taglia 40 perché confido nel fatto che usandoli si allarghino, come succede di solito a me con tutti i pantaloni, e quindi spero sia così, altrimenti sono un po' stretti. Ho preso questi bianchi e poi la versione in blu, perché così non ce li avevo e quindi li ho presi blu. Adesso tolgo le etichette e butto tutte in lavatrice e faccio una lavatrice. Ho un altro gatto che si crede un giocattolo. Pepe. Pepe, amore. Principessa prende il sole. Ah, che belli! No. Allora, ho consegnato le carte. Per chi scrive Pippo con 2 P, no, è con una P, Pipo, semplicemente. Adesso vado, si dovrebbe essere finito di caricare un video e io sono già in tenuta a costume, sì, sono già preparata per prendere un po' di sole dopo. E sputo ovunque, sì che cioè lo spessore è quello, ma forse è il filo diverso e tendo a sputare proprio tantissimo stavolta. Vabbè dai, tra un mese vi saprò dire. È sera, sono le 8:30, sono nella mia macchina, adesso esco dal parcheggio e la porto a casa e sono venuta a prenderla perché non mi piace lasciarla qui più di tanto e quindi sono venuta a prenderla e niente, quindi è già sera, praticamente pomeriggio sono stata in serra e ho preso le piante per l'orto e niente, domani si farà quello. Esco da questo parcheggio perché qua sottoterra fa freddo e ci sentiamo domani. Buongiorno, mi sono preparata, in realtà mi manca da vestirmi. Se vi chiedete che cos'è questo colore, è una matita di Lidl. È questa matita della CN Lip Pencil 06 fucsia. Non so se l'ho messa bene perché sono... Oh, wow, qua che brufoli! Adesso li vedo, che sono alla luce. Vabbè. Credo di averla messa giusta, io non lo so perché sono un po' impedita. Comunque, tanto col apparecchio un po' se ne va. Sugli occhi ho solo il mascara, di solito metto anche la matita nera sopra, ma ho solo il mascara ed è quello della Ven, questo qua, Couvrance, boh, non so come si legge, e è quello per gli occhi molto sensibili con problemi di allergie varie, ecco, e quindi io uso questo sempre. Mi vesto, vado fino all'Eurospin, qui ho tutto incasinato perché ho lavato le lenzuola, devo anche mettere via la roba che ho lavato ieri, che ho piegato e è tutto pieno di pelo di gatto. Vabbè, e niente, adesso mi devo vestire, devo capire che cosa mettermi e poi parto.